Eccoci, siete pronti per un nuovo viaggio nella nostra storia? Pensate che questa è la puntata dei 3, perché? Perché questa è la 30ª puntata del secondo ciclo, perché ci saranno 2 ospiti fissi per tutti e 4 i blocchi, quindi saremo in 3 costantemente in studio, e perché ci sono ben 30 inserti, tutti da vedere e da commentare. Faremo un viaggio dagli anni 80 fino alle soglie del 2000. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. E allora eccoci qui con i 2 ospiti che saranno nella puntata costantemente, non ci sarà un passaggio di testimone. Allora alla mia destra abbiamo Andrea Passerini, ovvero redattore della Tribuna di Treviso, mentre alla mia sinistra abbiamo invece Paolo Calia, redattore del Gazzettino. Benvenuti. Siamo i magnifici 3 della 30ª puntata, abbiamo 30 cose da vedere insieme, quindi cominciamo subito. E io comincio subito punzecchiando Andrea Passerini, perché cominciamo con l'RVM muto, lo 01, che il nostro Alessandro Ganziera ci fa vedere immediatamente. Perché? Perché andiamo al 1990 e a una festa che è alla festa della Liga al Munaron. Andrea Passerini, cominciamo con te per anzianità di grado. Tu che cosa puoi raccontare di un ciao? Di che cosa... Posso raccontare per esempio, come si vedono le immagini, era un'altra Lega, era la Liga Veneta, non c'era nessuna ambizione nazionale, c'erano i caratteri in blu tra l'altro come si vede, ed era veramente la Lega dei pionieri, una Lega appunto quella del Leon, che oggi vorrei dire è quasi preistoria. Se oggi Salvini andasse lì a dire le cose che dice oggi, non so. Questi qui non capirebbero lo Stretto di Messina? No, non solo lo Stretto di Messina, neanche fuori del Veneto. Io ricordo, ero ragazzo, i manifesti, questi manifesti blu dove censivano le origini degli impiegati comunali, dei professori comune per comune. E tu come la raccontavi questa idea? Tu sei arrivato in ciao lì? Sono arrivato in ciao una volta. Allora raccontiamo, Andrea Passerini comincia sto mestiere a che età? 5 anni? No. No, io avrei dovuto fare un altro mestiere, ma poi il destino ha deciso allora, in maniera diversa. Ma tu cosa eri già assunto? No, ero collaboratore in quegli anni, fine anni 80, però seguivo un po' e mi mandarono, ma era... Ma avevi già quella penna pungente? Bah, pungente. Qui come hai raccontato questa Lega? Come la vedevi? No, era una Lega che vendeva gadget oggi improponibili, era assolutamente ruspante, era veramente il segnale di quel malessere che poi ovviamente è diventato... Ai sorgenti del Sila. Ai sorgenti del Sila, Casacorba, da Munaron. Oltretutto in una terra di cacciatori, non c'era ancora il Parco del Sile, credo. Siamo nella zona bellissima. Oltretutto in un'area che stavano ancora costruendo, sì, sarebbe impensabile adesso. Era il Leon che magna il Teron, erano gli anni delle scritte su Etna e Vesuvio, non ce le dimentichiamo, sul cavalcavia, altra era geologica, per me è preistoria. Paolo Calia, invece tu che poi hai raccontato e stai raccontando questa diciamo così, questa Lega, tu a quel tempo cosa facevi? Io a quel tempo, 1990, avevo appena fatto la maturità, sono un po' più giovane di Andrea, però da quello che... mentre Andrea parlava mi veniva in mente che se Salvini fosse andato lì a parlare dello Stretto di Messina, sarebbe del ponte sullo Stretto di Messina, ci sarebbe stato da divertirsi, perché quella Lega nacque appunto per contrastare questi progetti, non per spingerli, e qua si vede proprio la mutazione che c'è stata nel giro di 30 anni, insomma. Ma comunque è interessante da far vedere queste cose, perché la gente capisca come la politica cambia in relazione a quanto ci si avvicina al potere, probabilmente, no? Ma la politica cambia come cambia la società, molto probabilmente all'epoca quel messaggio andava bene, adesso ne va bene un altro. Mi ricordo che insomma, un nome che nella Lega non si fa più, trevigiana, il senatore Stifoni una volta mi disse
in quegli anni dovevamo lanciare messaggi forti, ma non è che credevamo a quello che scrivevamo sui muri. Ecco. Senti, allora adesso comincio col tuo Amarcord. Allora, abbiamo cominciato con Andrea con la festa del Munaron quando faceva il corrispondente in Ciao. A te invece ti facciamo vedere l'inserto numero 2, la radio dove di fatto hai cominciato. Alessandro, facci vedere Radio Treviso Alfa con... qui addirittura prima che tu cominciassi, perché questa è la sede in via Canova, in pieno centro a Treviso, quella che vediamo è Doriana Vercesi. Raccontaci il tuo arrivo diciamo nel mondo dell'informazione. Allora, innanzitutto devo dire che Radio Alfa è stata la mia vera palestra. È stato il mio primo approccio col giornalismo, ero assolutamente un collaboratore. Sono arrivato lì nel 93, appena finito il servizio militare, e all'epoca c'era Tico De Stefano che insegna maestro di giornalismo di tutti noi, e Doriana tra le cose me la ricordo benissimo perché era un'istituzione anche quando sono arrivato io, quando però la sede si era già spostata al grattacielo di via Pisa, ed è stato un bel impatto perché all'epoca Radio Treviso Alfa aveva una vera redazione, faceva del vero giornalismo, e da lì poi sono usciti tantissimi nomi del giornalismo trevigiano e veneto che hanno fatto anche belle carriere. Forse era la migliore palestra di giornalismo di quegli anni. Io là ho imparato a scrivere gli articoli, a fare le domande, mi sono preso le mie lavate di capo furiose. Com'era De Stefano? De Stefano era un grande maestro, ma diciamo che i concetti te li faceva entrare in testa. Ecco, forse anche Andrea se lo ricorda. Andrea, come te lo ricordi? È stata una grande firma anche del suo giornale per tanti anni. Ecco, quindi. Però la riflessione che facevo è che forse tutto questo ha contribuito a creare questa scuola di giornalismo trevigiano che viene un po' riconosciuta. C'è un qualcosa, secondo me c'è un fattore Treviso anche nei nuovi giornali che sono arrivati dopo la scuola trevigiana. Molti fanno carriera, arrivano a posizioni apicali, cioè qui c'è un quid che anche nel raccontare ovviamente la Lega, però c'è un fattore particolare, forse anche Radio Alfa, che è stata veramente una grande scuola. Io non l'ho frequentata, ma è stata una grande scuola, ma bisognerebbe, se qualcuno un giorno farà mai una storia di giornalismo, certamente la radio ha avuto un ruolo. Allora, però adesso volevo chiederti una cosa, no? Torniamo a te, perché io ho trovato un servizio sulla Tribuna di Treviso, che poi è l'antagonista del Gazzettino solido, consolidato, Corazzato. giornale proprio di Treviso. Però insomma cercava in tutte le maniere di entrare, e poi è entrata giustamente. E allora vediamoci il primo servizio, perché gli altri sono tutte immagini, iniziato lo 03, che si parla di un concorso fatto dalla Tribuna. Siamo il 10 giugno dell'87. Vediamolo insieme. Costumi, tradizioni e cultura del Veneto nelle penne degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di 3 province. Stiamo parlando del concorso indetto un anno fa dal gruppo di quotidiani La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova e La Tribuna di Treviso. Il concorso è giunto in questi giorni al traguardo finale nelle province di Padova e Venezia. Anche per Treviso è arrivato il momento di tirare le somme. Qui siamo nella sede del quotidiano dove ieri si è svolta la premiazione alla presenza naturalmente del direttore di testata e di numerosi giornalisti ed autorità. Ben 35 i lavori pervenuti in redazione sui temi Le mura, il bene-acqua e i segni dell'uomo. La fantasia dei ragazzi che ha tratto spunto da questi temi si è sbizzarrita in realizzazioni d'ogni tipo, dalla ricerca scritta alla rappresentazione pittorica alla ricostruzione degli antichi paesaggi come nel plastico della Rocca di Scorzè. Una classe ha addirittura affidato al pentagramma i propri studi, dedicando una canzone al Sire. E poi ancora antichi detti, ricette e poesie. In palio, oltre alle targhe offerte da provincia e comune, 10 borse di studio da 1 milione, un computer che è andato alla scuola media Tiziano Vecellio di Colle Umberto ed una targa della Regione Veneto, unica per le 3 province, assegnata alla terza A della scuola elementare di Fiera. Alla premiazione di ieri questi storici in erba hanno portato tutto il loro entusiasmo e la testimonianza di un'eredità che fortunatamente non è ancora andata persa. Eccoci qua, allora. Andrea Passerini, adesso chiedo al nostro Alessandro Granziera, che è in regia, di farci rivedere le immagini, magari l'ultima parte, se è possibile, così ci fai un po' di commento, perché sono volti che tu conoscerai, ma io e Paolo probabilmente no. Allora, intanto
Era un modo per entrare partendo dai giovani. C'era dai giovani, ma io ricordo un interprete straordinario di quegli anni, io ero collaboratore, è un giornalista che Paolo conosce meglio di me perché Rossignati Giampaolo, che è stato un maestro del giornalismo locale, che lui era, secondo me, ha fatto pioniere del radicamento territoriale, quindi c'era questo, io mi ricordo tutte le manifestazioni popolari, le marce non competitive, le sagre, le scuole, tutti i momenti di aggregazione, cioè il giornale doveva trovare un suo spazio, radicarsi e collocarsi come altra voce, ma alternativa erano altri anni. Quando il giornale è nato nel 78 c'era un terzo quotidiano a Treviso che era il Diario, che poi chiuse poco dopo, ma addirittura a Padova un periodo ce n'erano 5 in quegli anni, quindi c'era tutto questo fervore di informazione, di nuova voce, e certamente il Gazzettino era la corazzata storica che era riferimento da cui erodere lettori, consenso o anche trovare solo un proprio spazio in questo territorio. Ma guardando queste immagini, la considerazione dei giornali di oggi? La rivoluzione è stata internet? No, c'è stata rivoluzione internet, ma ne abbiamo passate tante rivoluzioni, qualcuno che sembrava qualcosa che sembrava la rivoluzione, cito il fax, cito le foto passanti che si passavano da una redazione all'altra, adesso fanno sorridere. Internet ha cambiato il mondo, internet è una rivoluzione che secondo me è persino superiore a quella dell'invenzione della stampa. Non so se hai notato, Paolo, e sull'angolo c'è la Sala Sparvoli. Sì, c'è la Sala Sparvoli, ho riconosciuto anche il mio preside delle Stefanini, il professor Taurino. Sì, che dire... Eccola là la Saba, sì. Quella sull'angolino lì. Sì. La Saba che era all'interno poi della componente redazionale di Radio Alfa, tu come te la ricordi? Perché poi era corrispondente anche Rai qua. Sì, lei era corrispondente Rai, quando ho iniziato a lavorare lei era già un nome nella nostra città, era un punto di riferimento per la radio, era uno dei maestri che insegnava ai giovani come me appena entrati come ci si comportava, come si doveva lavorare, come... Sì, è stato un bel punto di riferimento. Ecco, ma la radio di solito funziona soprattutto per la musica, invece Radio Alfa è stato un esempio di come può funzionare anche per l'informazione. Che è stato un bel esempio e una bella svolta soprattutto per la nostra emittenza locale, perché di fatto fu, mi ricordo, magari tu hai più memoria storica di me, ma fu la prima radio con una vera redazione all'interno, con persone che di professione facevano i giornalisti e i redattori ogni giorno raccontavano la città e questa provincia. Fu una svolta per la nostra città, infatti se la ricordano ancora. Sì, esatto, e poi è stata palestra poi per le altre redazioni. Diciamo che almeno quando ho iniziato io, in genere si partiva collaborando per la radio e poi attraverso la radio arrivavi magari a mandare i primi pezzi al giornale, farti conoscere, un po' alla volta entravi. Ecco, allora rimaniamo sempre la Marcol, poi andiamo avanti con altre cose. Facciamo vedere l'insetto 04 Alessandro, perché qui parliamo invece di un servizio dove c'è una collaborazione tra Radio Alfa e Antena 3 sull'arrivo degli Spandau che era previsto per settembre, se non sbaglio, del 1987. Vediamo questo servizio e facciamo questo Marcord ancora una volta, questa volta già in via Pisa. Vediamolo. Le giovani ammiratrici degli Spandau Ballet, quelle che probabilmente gremiranno Prato della Fiera lunedì prossimo, non hanno risposto in massa all'appello lanciato nel pomeriggio da Radio Treviso Alfa, che ha effettuato una trasmissione dedicata ad interventi telefonici in diretta sul grande avvenimento musicale del capoluogo della Marca. Ne è soprattutto risultata una discussione franca sulla carenza di strutture per effettuare concerti in una città come Treviso, sul fatto che l'elezione della città Spandau abbia creato un po' di scompiglio fra gli stessi promotori del concorso, che si aspettavano la vittoria di qualche metropoli, sul pubblico mirato di questo gruppo inglese, per la maggior parte ragazze al di sotto dei 20 anni di età.
ma a telefonare soprattutto persone che avevano visto il concerto precedente. Ecco un campione delle chiamate ricevute. Non è che sia una volta di disordine, però spero che dopo si apra un dibattito per chiarire che ci vuole uno spazio tipico per questi tipi di concerti, per la musica, solo per questo, insomma, dove si possono organizzare dei concerti, delle manifestazioni rock che richiedono uno spazio indubbiamente non piccolo. Beh, a parte, penso che sia anche interessante, vedere, anche perché ci saranno molte persone, molti ragazzi, il pubblico sarà, penso, per la maggior parte molto, molto giovane. Temi abbastanza interessanti, un po' al di là del discorso che forse ci si attendeva da un programma radiofonico di questo tipo, ma alcuni segnali la trasmissione è stata comunque in grado di fornirli. E proprio questa mattina, prima che si pensasse a questa trasmissione, ho ricevuto una telefonata dalla provincia di Treviso da una signora non più giovanissima che mi chiedeva informazioni, e quindi speriamo di aver esaudito qualche cosa in più, oltre all'informazione che è già comparsa sui giornali, naturalmente quella curata dalla vostra emittente e dalla nostra. C'è molto interessamento. Gli Spence, inutile negarlo, sono attesi, anche perché si tratta dell'unico concerto estivo di Treviso e i motivi di questa carenza di appuntamenti musicali sono noti. Il telefono non è stato molto loquace, ma la febbre cresce. Allora, voi dovete sapere che mentre guardavamo il servizio è venuto fuori di tutto come Marcord. Allora, cominciamo dai reggiseni. Devi raccontarla questa, dai. Ah no, fu... Tanto il concerto non era a settembre, ma era a fine agosto. Quindi mi ha anche corretto giustamente la memoria storica. Ma no, restò nella storia perché Treviso vinse un concorso lanciato da una nota casa che produceva prodotti dolciari, Snack, e risultò la prima provincia ad aver inviato tagliandi, e si vinceva per premio il concerto di Spandau, allora fenomeno perché era Spandau e Duran Duran, c'era la diatriba, la guerra, lo scontro fra le band. E in quel concerto e quell'occasione fu una piccola rivoluzione per Treviso, perché al netto che c'erano altri concerti allo stadio Tenni, sulle mura, però arrivarono tra le 15 e le 20.000 persone, un'invasione pazzesca, e poi al Prato della Fiera, a Prato della Fiera, e poi gli inviati impazziti per questo concerto premio, perché poi le fan lanciavano i reggiseni al cantante Tony Hadley, che è stato sulle mura pochi giorni fa. Quindi c'è stato... che magari anche ricordato queste cose dei reggiseni. E ci sarà state sicuramente, secondo me, delle ragazzine, non più tanto ragazzine, che saranno state sotto il palco di Hadley anche adesso. Invece per te la Marcord è stato rivedere lo studio? Sì, mi ha fatto un certo che rivedere lo studio di Radio Alfa. Io in quegli anni lì, nell'87, ero ancora al liceo, il liceo Canova, e diciamo che il concerto di Spandau l'ho vissuto dall'altra parte, nel senso che avevo amiche e compagne che, insomma, io non sono andato, loro sì. E no, però mi ha fatto un certo che rivedere quegli ambienti che ho frequentato a lungo, perché lì leggevi il radiogiornale? Leggevamo il radiogiornale, esatto, oppure andavo un po', quando nelle pause andavo con gli speaker, DJ, a mettere su dischi o a vedere come facevano. Quindi facevi anche il DJ? Io non sono assolutamente in grado, però ero molto affascinato dalla loro capacità, e quindi ogni tanto tra le pause da un servizio all'altro mi intrufolavo, vedevo cosa facevano, ero proprio lì dove c'è. Bel rendezvous. Lasciamo come potremmo dire, la Marcord dei nostri due ospiti, invece ci tuffiamo nella storia, andiamo proprio ancora più indietro, andiamo al 1980. Perché andiamo al 1980? Perché a questo punto mi sposto al più vecchiotto di noi tre, no? Bene. Ti faccio vedere. Non ero ancora maggiorenne. Però nel 1980 vi faccio sentire e vedere un comizio dell'MSI. Giusto per dire come siamo partiti dall'MSI e siamo arrivati a Giorgia Meloni. L'inserto, giusto per intenderci, è lo 05, vediamolo e poi commentiamolo. Italiani di Treviso, potevamo scegliere tra la piazza e la sala. Senza dubbio la sala sarebbe stata più confortevole, riscaldata. Abbiamo preferito la piazza perché molti di voi nella sala non sarebbero venuti. Per un antico pregiudizio, italiani di Treviso, noi ci permettiamo di dirvi: non attentiamoli i tempi nuovi.
Non aspettiamo che qualcuno ci prepari a propria immagine e somiglianza il nuovo Stato sulla pelle degli italiani. Sia il popolo italiano a crearsi lo Stato nuovo, quella nuova Repubblica che è ormai nell'aria. Allora, rivedere questa immagine dell'MSI e rivedere e ripensare invece adesso Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia? Storia. Adesso questo è il comizio dell'80, negli anni immediatamente precedenti, quando arrivava Almirante, la città era blindata e succedevano gli scontri che poi trovarono una eco storico-teatrale in uno degli album di Marco Paolini che raccontava quegli anni, perché poi negli anni 73, 74, 75 c'era la guerriglia in città praticamente, con i rossi che aspettavano e c'era l'occasione per gli scontri. Ma se negli anni 70 Treviso era più rosso o più nera? No, Treviso era tutto, anche in quegli anni, come poi tante inchieste hanno dimostrato, c'era di tutto su ogni versante. E questo naturalmente sia il terrorismo rosso che il terrorismo nero. E tutto questo naturalmente coperto da quella patina di signore e signori. Non so se in quel caso, signore e signori, è stato anni 60. La saga di Germi è degli anni 60. Ma poi diciamo che erano tutti fermenti che covavano, qui a Treviso sì, non per caso siamo saliti alla ribalta nazionale in diverse inchieste e anche di diverso colore politico, di diversa sponda. Ripeto, come dico spesso, a Treviso non ci siamo fatti mancare quasi nulla. Sì, sia di rosso sia di nero. No, ma anche di altre vicende. Credo che per essere una provincia piccola e allora vandea democristiana, ma la grande storia dice che non ci siamo fatti mancare quasi nulla. Queste qui sono immagini che il nostro Alessandro ci propone immediatamente, perché appunto era un tempo sicuramente diverso rispetto a quello di oggi, anche solo per parlare di politica, perché poi l'altro tema era: adesso varrebbe la pena tornare a fare i comizi in piazza così? Paolo? Sì, anche se ormai sta un po' passando di moda, però vedo che ogni tanto vengono riproposti. No, ma ricollegandomi a quello che diceva Andrea, penso che Treviso abbia perso la propria innocenza dopo i casi di Piazza Fontana, dove venimmo alla ribalta, perché qui, diciamo, quella enorme strage venne pensata nella nostra zona. E mi ricordo invece, riguardando questo video dove si vedeva Almirante con Paolo Girardi, mi ricordo che un annetto fa avevo fatto un'intervista a Girardi che ricordava questi anni, in cui parlava delle difficoltà che aveva il movimento sociale di organizzare questo tipo di appuntamenti anche in piazza Treviso, appunto per questi contrasti che c'erano con quelli di sinistra, i comunisti, che si opponevano a questo tipo di manifestazioni, e c'era ancora una tensione palpabile. Io non l'ho vissuta direttamente perché ero un bambino, ma chi ha più anni di me se li ricorda. Fa abbastanza specie vedere queste immagini con una piazza vuota, con Almirante che parlava, una piazza vuota, però con tanta gente attorno che non entrava per non farsi moltamente notare. Ecco. Però attorno c'era gente, ma lì non c'era nessuno, lì era... perché anche questo è un segno dei tempi, insomma, no? Se noi fossimo andati a fare un servizio come i nostri colleghi dell'epoca, oggi diremmo no. Cosa parli? Cosa diresti, Andrea? Un flop? No. Oppure un'atmosfera particolare, perché la gente c'era. L'idea di quegli anni. Ma Treviso ha una tradizione di destra storica, ma proprio storica, radicata nella storia, molto forte, già del tutto il Novecento. Insomma, è stata una città che nel Novecento ha detto tante cose, sia sul sindacalismo cattolico bianco, sia sul versante della destra, un po' meno forse sul versante rosso, ma tradizione socialista ne aveva. Tutto il Novecento è stato scandito, quegli anni in particolare ci sono state pieghe eversive documentate dalla storia delle inchieste. Madonna. Va bene, allora adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi ripartiamo parlando di ambiente.
Seconda parte della nostra storia, di questa 30ª puntata, noi 3 e poi sono 30 gli interventi, quindi voglio dire ne abbiamo cose ancora da raccontare. Andrea Passerini, Paolo Calia, e adesso andiamo di ambiente con il nostro Alessandro Ganziere in regia. Vi facciamo vedere, perché noi abbiamo già viste, queste immagini qua, che sono le immagini del 1980 di una zona di Silea che non siamo ancora stati in grado di percepire, ma quello che volevo farvi vedere è come trattavamo noi l'ambiente. Tu, Paolo, mi dicevi che quando hai cominciato a votare hai già votato Verdi a prescindere, però qui nel 1980, perché qui stiamo parlando di Silea 1980, tu quanti anni avevi? 1980 avevo 10 anni. Avevi 10 anni e quindi giocavi ancora neanche con i trattori, con le macchinette. Con le macchinette sul Però decennio. Paolo, guardatevi un po' cosa combina questo con la botte che arriva dentro. Guardate cosa c'è dentro là sotto. Ecco, noi trattavamo così l'ambiente. Sono immagini che fanno parecchio riflettere, però possiamo anche guardarle in positivo. Almeno da quel punto di vista siamo migliorati. Ecco. Almeno da quel punto di vista questi scempi non ci sono più e sono stati, dove è possibile, quasi ovunque sono stati migliorati. Poi per carità problemi ne abbiamo ancora tantissimi, però questo fortunatamente non si vede più, insomma 40 anni sono passati per qualcosa. Guarda questo che butta con la botte direttamente e non c'è chiusura, guarda che roba. È in plein air. Infatti tu dicevi, tu hai votato Verde, io a 18 anni, è vero, votavo Verde perché c'era questa sensibilità ambientale, ambientalista che stava prendendo piede e ha contribuito anche a portare qualche risultato, dei passi avanti li abbiamo fatti, poi restano problemi enormi adesso, però qualche passo avanti è stato fatto. Andrea, rivedendo queste immagini, che Veneto era, che Treviso era? Ma eravamo indietro allora, come oggi siamo avanti, assoluta eccellenza italiana e riferimento europeo, almeno nella differenziata. Forse perché ci siamo poi... Forse qualcosa è successo, sì, dopodiché devo dire... Ci siamo beccati l'acqua inquinata? L'acqua inquinata, ci sono stati... diciamo che c'è stato molto Far West senza regole per anni e decenni, tutto è tutto indifferenziato assolutamente. Però, pensando oggi i progressi, io ricordo c'era questa forte sensibilità, adesso non so se erano le politiche 87, credo che Treviso fosse la seconda città verde d'Italia, ha preso poco meno del 10%, perché c'erano state le grandi battaglie sulle cave, sugli elettrodotti, sui siti inquinati. Comune di Treviso, Comune di Treviso, voglio dire. Sì, poi le cave sono state una battaglia che si è portata fino a tutti gli anni 90 e anche i primi 2000. Però diciamo adesso dal punto di vista dei rifiuti, certo l'inquinamento in falda è sempre pericoloso, c'è stata la storia del mercurio non tantissimi anni fa, la fascia sud-ovest di Treviso. Subito dopo la discarica di Via Orsenigo. Discarica di Via Orsenigo, bonifica ambientale ultradecennale fatta adesso, avviata dall'amministrazione Conte, un sito enorme alle porte della città. Va bene, adesso per contrasto invece facciamo sorridere Andrea Passerini. Torniamo in studio, Alessandro, perché adesso vi faccio vedere sempre una cosa del 1980, giusto per dire, no? Passiamo dalle discariche, quindi dal basso, a qualcosa di abbastanza alto, perché l'insetto è lo 07 ed è l'inaugurazione della stele davanti a Casa Comisso. Guarda un po' chi c'è tra i volti, queste sono immagini davvero uniche, perché ai ministri... guarda, sto guardando, è impressionante il solco politico. Visentini, la tradizione repubblicana di Treviso, fortissima, poi c'era la tradizione liberale, i socialdemocratici. Cino Boccazzi da una parte, ma qui abbiamo Federico Fellini. Ma tu nel 1980 cosa facevi qua? No, io nel 1980 non ero ancora maggiorenne, facevo la quarta al liceo. Però dai, raccontami il tuo aneddoto con Federico Fellini. L'aneddoto con Fellini, Mario del Monaco, sì, che si sarebbe spento pochi anni dopo. L'aneddoto con Fellini è che una volta eravamo in piazza, c'era un'edizione del premio Commisso e ci avvisarono che in pescheria, in una nota osteria, c'era il maestro con la Giulietta Masina
E quindi io avrò avuto 15-16 anni, emozionatissimi, andavamo a vedere in pescheria e mi ricordo aspettai rispettosamente che uscisse dall'osteria e salutai Fellini e la Masina, ero emozionatissimo. E poi sei andato a casa? Ho raccontato alla mamma. Ma cosa gli hai detto alla mamma? A mamma ho stretto la mano a Fellini. E la mamma cosa ti ha detto? No. Bravo? No, bravo no, ma ha detto è stato uno degli episodi, cioè era la grande storia, il grande cinema là in pescheria, fuori all'osteria è stato... Bruno Visentini, ministro delle finanze, trevigiano. C'è chi diceva che era un Veneto fortissimo a Roma perché non occorreva andare a Roma per fare il Consiglio dei Ministri, bastava fermarsi a Venezia. Erano anni in cui Treviso ancora esercitava potere. Qui forse la classe politica attuale di oggi dovrebbe fare una riflessione perché secondo me Treviso ha perso enormemente, penso a Bernini, penso a Visentini, penso a prima ancora a Ferrari Agradi, a Gava, ai grandi colonnelli democristiani. Qui adesso, per carità, è vero, abbiamo il ministro Nordio, abbiamo avuto il ministro Zaia, Fellini. Però secondo me c'è stata complessivamente una perdita di potere e un altro vuoto che c'è secondo me per la nostra provincia è il Parlamento dove non incidiamo. Nella passata legislatura avevamo 9 deputati della Lega, 1 del Coraggio Italia, in 10 devi fare una lobby e una squadra pazzesca. Io personalmente, scusate, non ho percepito tutto questo peso e neanche provvedimenti su Treviso. Prima Paolo citava il senatore Stifoni, al netto delle sue vicende, il deputato e il sergente del territorio lo faceva, ricordo al velodromo, sono arrivati milioni, sono arrivati soldi, oggi tutti chiedono tangenziale, soldi eccetera, io per anni qui non ho più visto passare flussi di denaro da Roma, lì abbiamo sicuramente perso il potere di questi big di allora. Ecco, questa è una bella riflessione per il momento attuale. Invece Paolo Calia, adesso vi faccio vedere, siamo sempre nel 1980, ci trasferiamo ad Asolo, l'insetto allo 08 e continuiamo a parlare di cultura, perché adesso vi faccio vedere dei volti di un premio Commisso, che però si è svolto ad Asolo, ci siamo arrivati, questo è Moravia. Quell'altro è Parise e in mezzo, ve lo vedete meglio dopo, c'è Freya Stark. Paolo, che Treviso era sotto il profilo culturale? Tu andavi con le elementari magari, no? Io, per carità, io posso solo guardarla con gli occhi di adesso, all'epoca non l'ho vissuta, però sinceramente guardando quei nomi lì ti fa pensare che in quegli anni a Treviso veramente arrivava il meglio della cultura italiana in determinati appuntamenti e aveva una centralità che forse in seguito ha perso ma che magari adesso sta un po' alla volta recuperando e secondo me dobbiamo un attimo tornare a quegli anni. Tanto per agganciarmi all'attualità, adesso Treviso punta a diventare capitale della cultura italiana 2026, magari recuperare quello spirito, quella capacità di attirare questi grandi nomi con eventi culturali di grande respiro, quello potrebbe essere uno slancio in più verso questo titolo che di per sé forse non vuol dire tantissimo, però insomma è molto importante per l'immagine che può dare alla città. Allora guardiamo un po' al passato, a quando a Treviso arrivavano quei personaggi e ci arrivavano volentieri e Treviso era veramente una piazza culturale. Adesso non stiamo a parlare sempre della piccola Atene, però per carità, quelli erano gli anni in cui si alimentava questa immagine di una Treviso che nella cultura pesava e dovrebbe essere l'obiettivo. Ma la domanda è, visto che poi tu fai politica come Andrea, no? Cioè nel senso scrivi di politica, non è che il fatto di avere una cultura elevata imponeva alla politica di essere elevata? Guarda, stiamo confrontando epoche totalmente differenti. Evidentemente la società, diciamo, la rappresentanza politica è sempre l'espressione della società. In quegli anni con giganti di questo genere dal punto di vista culturale anche chi li rappresentava doveva essere quantomeno all'altezza, sono cambiati i tempi. Allora adesso torniamo in studio perché vi faccio vedere una cosa che però ci fa riflettere. Qui parliamo di Domenico Stellini.
Sentite questa intervista, sentiamoci insieme questa intervista che è del 1980 e poi la commentiamo, l'inserto allo 09. Dopo aver chiarito ai diretti superiori e responsabili, il coordinatore dell'unità sanitaria locale di Treviso, dottor Stellini, ha tenuto un incontro con i rappresentanti della stampa per chiarire la sua posizione in merito all'affare P2 e lei ha ammesso di aver appartenuto a una loggia P2. Sì, come ho dettagliato un momento fa, nel 1973 mi pare, io aderii ad una P2 assolutamente diversa da quella che era adesso, perché era allora retta da Salvini, cioè dal Gran Maestro della Massoneria, secondo una norma statutaria che durava da 100 anni. Dopo un anno o due circa ne venni fuori perché mi pareva un rapporto assolutamente senza senso, e prima ancora di sapere che la P2 era stata sciolta, ricostituita su basi diverse e affidata a questo Gelli che adesso è al centro delle polemiche. Quindi lei è del tutto estraneo all'attuale P2 che è venuta fuori alla cronaca, alla ribalta della cronaca, alla P2 di Licio Gelli, pur ammettendo la sua identità di veduta con l'ideologia massonica. D'accordo con la prima impostazione, sono del tutto estraneo all'attuale P2 in modo dimostrabile e ancora da molti anni. Da molto prima che queste faccende cominciassero a incubare in qualche maniera. Tant'è vero che nella indicazione di questo elenco il mio nome viene accompagnato dalla dicitura in sonno o qualcosa di simile, perché poi non l'ho visto, e del resto, secondo delle dimostrazioni che saranno a portata di tutti, non fosse peraltro perché in successivo momento mi sono iscritto ad altra loggia ed è incompatibile l'iscrizione fra due logge. Una loggia non coperta. Non coperta. E quindi il problema della mia dissociazione completa dalla loggia di Gelli è un problema che ritengo risolto e dimostrabile in ogni momento. Torniamo in studio per i commenti. Allora, Andrea Passerini, tu che insomma, voglio dire, sei più vecchio dei tre. Ecco, questo titolo non tanto onorifico. No, la P2 a Treviso. La P2 a Treviso, sì, quella volta vennero fuori diversi nomi, non solo quello del dottor Domenico Stellini, e la cui attività poi diciamo fu assolutamente straordinaria per la sanità veneta, perché credo sia uno dei veri padri del modello sanitario non solo trevigiano ma anche veneto e della sanità che tuttora abbiamo, anche se con i problemi adesso della pandemia. Lui si discolpò appunto in questo modo dicendo che era una cosa precedente, che quella P2 sua non era la P2 eversiva di Gelli. Mi veniva in mente che la presidente della commissione d'inchiesta P2 fu la nostra Tina Anselmi, perché la leggenda che girava allora era che almeno nominando una donna erano sicuri che non fosse della P2 perché le donne non erano ammesse. Ecco, allora la domanda a proposito era, di Treviso. Questa Treviso abbiamo visto prima con la politica, qui invece la loggia P2 che gestiva un po' il potere. Prima ancora abbiamo detto ministri veneti e trevigiani che governavano l'Italia. Era un territorio ed era una comunità completamente diversa rispetto a quella di oggi? Sì, assolutamente. Beh, basti dire, abbiamo parlato di Visentini, ma tutte le tradizioni, grandi tradizioni che erano state nel Novecento, perché prima avevamo parlato di rossi, di neri, di bianchi, ma c'è stata una grande tradizione liberale, una grande tradizione socialdemocratica. Cito Reggiani, per i liberali potrei citare Bettero, ma gli ultimi epigoni dei liberali sono stati Gava, Enrico Marchi, assessore provinciale nei primi anni 90, cioè, quindi sono state scuole, e la scuola repubblicana fortissima, radicata fino appunto all'era Visentini. Oggi queste tradizioni sono, ahimè, o tramontate o decadute o ridotte al minimo, però hanno costruito storie in quegli anni.
premesso che erano gli anni della DC che governava la balena bianca e qui eravamo la Vandea italiana. Poi qualcuno può dire le percentuali di voto della Lega nel 2000 assomigliavano alle percentuali di voto, cito la Castellana, cito la Pedemontana per non far nomi, ma sono zone geografiche di quelle della DC degli anni 80 e non si va tanto distanti dal vero. Allora, con Paolo, mentre parliamo di questa cosa e anche la tua analisi, è che tu eri tanto giovane nel 1980, però che effetto ti ha fatto? Intanto però vi faccio vedere un'altra cosa, l'inserto il C11, Alessandro, andiamo direttamente al C11, perché voglio far vedere sia a Paolo sia ad Andrea un volto che dovrebbe partire. Questo qui è un volto che è quello di Tony Bisaglia, Democrazia Cristiana, e questo invece è Lino Ormellin. Allora Paolo, intanto vedendo la storia di Stellini e poi vedendo queste immagini, che Treviso e che Veneto era, Ferrari a gradi? Beh, era, lo dicevamo prima, no? un Veneto e una Treviso che esprimeva forti personalità anche a livello politico e che attraverso queste grandi personalità riusciva forse, no, a contare di più. E tu prima che dicevi, no, per fare un Consiglio dei Ministri non serve andare a Roma, bastava fermarsi a Venezia. In effetti quella era l'espressione di un territorio che sapeva pesare, che forse poi nel corso degli anni questo peso lo ha perso dal punto di vista politico, magari lo ha guadagnato dal punto di vista economico. Ecco. Cosa dici tu? No, guardando Bernini... No, ma forse è stata anche una scelta strategica, cioè per dire una delle... L'Anselmi appena nominata, appunto. Una delle scelte strategiche della Liga Veneta fu di concentrarsi sul Veneto. Giampaolo Gobbo, che credo abbia sempre detto che l'elezione di Zaia a Presidente della Regione è stato il suo, come dire, il traguardo storico, perché veramente sono partiti da quei raduni del Munaron e siamo arrivati ad avere la Lega al governo a Venezia e a Roma. Credo che il fatto di una Lega fortemente incentrata sul Veneto, sulla regione, sulle battaglie adesso per l'autonomia, automaticamente e anche per scelta abbia fatto perdere, diciamo, di vista il peso politico a Roma, e questo lo si è visto. A Giampaolo Gobbo è sempre interessato a essere più forti a Venezia che a Roma. Lui è stato addirittura sottosegretario alle riforme istituzionali, ma credo che non sia un'esperienza politica in cui ha lasciato traccia il leader della Liga, che pure aveva le sue cose da dire, perché erano i tempi, se ce li ricordiamo, non dico della secessione, ma del federalismo a geometria variabile. Esatto, ma allora qui attenzione. Eravamo veneti che contavano molto a Roma. Adesso diciamo che su altri aspetti subiamo la stessa battaglia per l'autonomia, al netto del passaggio storico. Certamente tu rivendichi con Roma un potere che vorresti, ma non vuol dire che non hai battuto i pugni prima come si battevano, forse ai tempi in un'altra logica, certamente nazionale. Sì, perché anche Bisaglia ipotizzava una DC Veneta. La CDU, il modello CDU che ogni tanto rispunta fuori, anche adesso con Zaia qualcuno vorrebbe che strappasse e facesse la CDU, diciamo bavarese. All'epoca forse era più facile battere i pugni all'interno di un partito come la DC, che comunque era un partito dominante in tutta Italia. La Lega, nonostante appunto questo Salvini la stia costruendo come un movimento nazionale, rimane pur sempre comunque un movimento ancorato a certe regioni del nord, dove più in là il suo peso politico scema, no? Scema sempre di più, e questo forse rende più complicato farsi valere a Roma. E quindi la lezione, vedendo queste immagini, per il futuro quale deve essere secondo voi? Cioè la politica dove deve andare? Guarda, la politica dove deve andare, io sono sempre convinto che in qualsiasi campo della nostra attività uno sguardo al passato va tenuto. Non eccessivo, perché sennò poi ci si ferma, ma uno sguardo al passato va tenuto. E forse certi
certi comportamenti, certi valori, certe figure andrebbero recuperate per un rilancio anche in prospettiva futura. Allora adesso con il nostro Alessandro, prima di fare il secondo break pubblicitario, andiamo a vedere il C15, però Alessandro, siccome è molto lungo, facciamo vedere solo le immagini, perché avrei piacere che i nostri due ospiti commentassero la persona che abbiamo già fatto vedere, cioè Gianni De Michelis, insieme a Tullio Guadagni, insieme, insomma, li vede Marchetti, eccetera. Quindi abbiamo fatto vedere la DC, adesso parliamo dei socialisti. Maurizio Sacconi. Sì, ma dai, siamo qua, li vediamo insieme, li commentiamo insieme ai nostri telespettatori. In tutto questo, il PSI, i socialisti, quanto interagivano, sono riusciti a interagire? Qui siamo già nel 1985, quindi la DC comincia a perdere qualche colpo. Qui siamo addirittura a Silea durante il pre-elezione 85, giusto per darvi un'idea. Silea è stato uno degli epicentri perché c'era anche la... Aspetta che domando, Paolo, nell'85 cosa facevi? Io avevo 15 anni, quindi penso di farlo dobbiamo fare un salto, abbiamo proprio un salto di qualità. No, che mi state mettendo in grossissime difficoltà a parlare di quegli anni, ma comunque tengo botta. Ecco, ma adesso arriviamo anche ai tuoi. Andrea, guardando queste immagini, soprattutto da Michelis a Treviso, che analisi ci puoi fare? Perché lui era avanti. Sì, ma i socialisti, per quanto divisi in due anime, anche loro modello Guelfi Ghibellini, perché le correnti allora non risparmiavano nessuno, i socialisti attecchirono molto in quegli anni 80 perché seppero interpretare molto la classe imprenditoriale e le piccole e medie imprese, oltre ai grandi imprenditori che conobbero il boom. E mi ricordo un club che si chiamava Più Impresa, il famoso club Più Impresa di Roberto Piccoli, se non ricordo male, che anche di Palesa, che vide il gruppo di imprenditori, ma allora non era un mistero che anche, diciamo, la gran parte dei nostri grandi imprenditori guardava con interesse, perché il Partito Socialista aveva saputo interpretare questo dinamismo, questa nuova economia trevigiana che allora si imponeva nel mondo, perché ricordo sempre, mi pare fosse l'83 o l'84, che sul Financial Times uscì la classifica delle città più ricche d'Europa e dopo Amburgo c'era Montebelluna. Questo dopo Gian Antonio Stella ci ha fatto il libro Skei, però questa è la verità. Cominciò tutto lì. Va bene, allora adesso noi ci fermiamo per la seconda pausa pubblicitaria e poi ripartiamo dalla svolta leghista del 92. Buonasera, dunque, scossone politico dopo il voto di ieri e di oggi espresso dagli italiani. Il responso delle urne conferma e dice: in forte calo la Democrazia Cristiana, perde anche il PDS che non riesce a raggiungere le previsioni della vigilia, soddisfazione di Rifondazione Comunista, in lieve calo anche il Partito Socialista. I veri trionfatori di questa tornata amministrativa sono senza ombra di dubbi tutti gli schieramenti leghisti, a cominciare dalla Lega Nord per poi passare alla Lega Autonomia Veneta e poi via via tutti gli altri. C'è una buona avanzata del Partito Repubblicano mentre tiene il Movimento Sociale. Questo dunque il quadro nazionale non ancora definitivo, ma piuttosto attendibile per quanto riguarda lo spoglio del Senato. Con la Camera naturalmente siamo ancora alle prime timide tendenze e non ci sbilanciamo. E veniamo alla nostra provincia, a Treviso. Cominciamo ad offrire anche qui un dato con Andrea Galletti che si trova per noi in prefettura a Treviso. Ecco, qui in prefettura mi sono giunti gli ultimi dati riguardanti il Senato, si parla comunque di tutta la provincia, molte le sezioni che devono ancora finire lo spoglio appunto per il Senato, quindi i dati sono assolutamente parziali. Ecco, però diciamo che le percentuali sono abbastanza attendibili nonostante le oscillazioni. Entriamo nel dettaglio e parliamo, ripeto, della sola provincia di Treviso e non dei singoli collegi.
Dunque, vediamo la DC, il cui calo è il dato più sensibile. Da un 45,2 delle scorse elezioni si passa a un 33,9%. Il PDS è al 7,4%, Rifondazione Comunista è 2,8%. Ecco, le due liste sommate non raggiungono il risultato che ottenne il PC nell'87, che aveva il 14,8%. Poi il Partito Socialista dal 15,5 dell'87 passa al 9,4%, quindi un altro calo molto sensibile. Il PSD, i Socialdemocratici, hanno ottenuto un 1,8% contro il 3,7% delle scorse elezioni. Il Partito Repubblicano 5,7% nel 92 e il 3,7% nelle scorse elezioni. Il Partito Liberale 1,6%, mentre nell'87 aveva ottenuto il 2,31%. Ora passiamo all'MSI, aveva ottenuto il 3,3% nell'87, quest'anno il 2,6%. Poi i Verdi hanno ottenuto il 2,5% contro il 3,11% dell'87, ma sappiamo che si sono scissi. Infatti i Verdi federalisti hanno ottenuto un risultato molto più basso e si parla dello 0,7%. La Lega Lombarda, ecco questa è la sorpresa, ma era anche annunciata, ha ottenuto addirittura un 19,8% contro il 4,3% delle scorse elezioni. Insomma, ripartiamo dal 6 aprile del 92, quindi della svolta leghista. Tu cosa ti ricordi? Tu c'eri lì dentro, eh? Sì, Lui no, perché faceva il militare. Tu c'eri il militare, però già masticato. Scrivevo, lavoravo, ma non ero militare. No, ecco, tu c'eri lì dentro. Come l'hai vissuta sta roba? No, allora c'era la fine della Prima Repubblica, la crisi enorme. Ricordo solo per dire il capoluogo con questi tentativi di giunta. L'anno successivo sarebbe stato commissariato e poi ci sarebbe stata nel 94 le elezioni Gentilini a dicembre, ma fu l'avvisaglia dei primi sindaci leghisti, Volpago 93, poi Beppi Covre a Uderzo, poi Muschietti, Gariboldi a Castelfranco 94 primavera e 94 dicembre Gentilini e partì da questi. Ma credo siamo sui 60, sui 94 comuni, credo tuttora, adesso magari con qualche problema interno più di una volta, ma penso siamo... che è un fenomeno che nasce lì nei 2 anni 92-94, nella crisi della Repubblica. Tu ci scrivevi già e come scrivevi questa svolta? Beh, insomma, non scrivevo a quei livelli, all'epoca ero... l'ultimo arrivato, l'ultima ruota del carro, che venivano fatti fare i tabellini delle partite all'epoca, insomma, diciamo che dopo... È sempre indietro, un paio d'anni dopo... Beata gioventù. Esatto. Io devo dire, politicamente, dal punto di vista della politica trevigiana, ho iniziato a seguirla con la prima elezione di Gentilini, la prima campagna elettorale. 94. Quella sì, posso dire, l'ho seguita dall'inizio alla fine. Allora ti accontentiamo subito perché andiamo, intanto vi faccio vedere una cosettina velocissima di una persona che noi conosciamo moltissimo, non perché fa politica ma perché fa altro. L'inserto, Alessandro, l'ottimo Alessandro Granzieri in regia, perché è stupendo, 30 puntate che mi sopporta, dobbiamo fare un monumento alla fine. L'inserto è il numero 18, dura 22 secondi, occhio a vedere chi è la persona, via. Era direi scontato, la Lega ha mantenuto quello che si pensava, quindi un forte radicamento nel territorio. Bisogna dire che la gente vota il simbolo e non pensa ovviamente a votare chi sa amministrare. Noi abbiamo iniziato a radicarci, spero che in futuro riusciremo a fare meglio. Era il risultato più o meno che ci aspettavamo, perché purtroppo siamo ancora agli inizi. Francesco Benazzi, oggi dai avanti, tocca a te, è il tuo momento. No, è il mio momento, diciamo che in quegli anni lui era anche consigliere provinciale, mi ricordo che qualche anno dopo sfidò anche Zaia per la presidenza della provincia, uomo di punta in città di Forza Italia. Però lui è ex democristiano di formazione, anche se, non so, forse se Andrea è d'accordo, se lo ricorda, non è mai stato un granché berlusconiano, però Benazzi, anzi, non ha, infatti ha sempre avuto una, infatti poi fondò anche la sua corrente all'interno di Forza Italia, che ebbe addirittura più voti del partito, soprattutto in città, e ancora oggi diciamo influisce, è sopravvissuta e in alcuni suoi elementi entrati anche
nella maggioranza dell'amministrazione comunale attuale. Ecco, quindi infatti, insomma, la quindi battuta, devo dire che la battuta è che ha più consiglieri di Forza Italia. Esatto, è riuscito comunque, lui bisogna dargli atto che in quegli anni in cui magari non essere in Forza Italia senza essere berlusconiani e poter sembrare una sorta di ossimoro, in realtà lui riuscì a costruirsi una sua nicchia politica importante che tuttora resta come quantomeno. Però siamo come già nel culturale. 97, abbiamo già una Lega consolidata e qui abbiamo la risposta degli ex democristiani, perché ricordiamo che Benazzi, lui non se lo ricorda, ma tu sì, fu uno dei 5 che fece da giovane e ci fu la seconda giunta di centro-sinistra in una città veneta, in capoluogo veneto. E c'è un altro dato politico che secondo me è interessante. Benazzi è l'ultimo segretario politico dei grandi partiti espresso dal capoluogo tuttora dopo 25 anni, e questo secondo me, altra cosa che pesa sulla politica in questo momento, il capoluogo conta 0 nella politica provinciale. Questo è un problema tutto di Treviso, tutto poi esploso nella Lega, che ha privilegiato, cioè io lo dico sempre, la tangenziale di Treviso è ferma da 32 anni, non è avanzata di 1 metro, hanno avuto le tangenziali tutti i paesi e le frazioni della provincia. Questo è un dato, inutile negarlo, cioè c'è un problema a Treviso, capoluogo, nella politica trevigiana. Lo stesso velodromo previsto a Treviso, guarda te, è finito a Spresiano. Treviso nessuno ne parla, né in Lega, tantomeno, né negli altri partiti, ma questo sarebbe un argomento sicuramente in cima all'agenda su tutti gli equilibri, le gerarchie. Ricordo il conservatorio a Castelfranco e non a Treviso, cioè ce n'è a bizzeffe. Questo è un problema enorme e nessuno ne parla. Perfetto. Colgo l'occasione. Ha fatto bene, siamo qua per questo, per far riflettere le persone. Però adesso vi riporto un po' indietro nel 91, perché in tutto questo abbiamo parlato dei socialisti, dei democristiani, dei leghisti e i comunisti. E i comunisti ve li faccio vedere con l'inserto 17, anzi ve li fa vedere il nostro Alessandro Granziera. Sentite questo servizio con le divisioni politiche. Il Partito Comunista della provincia va verso il PDS attraversato da minacciosi venti di divisione interna. La 3 giorni, terminata ieri al Palazzo dei 300, inevitabilmente condizionata dalle riflessioni sulla guerra in corso, si è infatti conclusa all'insegna di una forte insoddisfazione nelle mozioni 2 e 3. È stato un congresso stanco, trascinato, noioso, il dibattito è stato povero, trovo. Del resto, dopo un anno che ci si trascina a parlare di queste questioni, credo che fosse anche abbastanza inevitabile. Sarà la stessa Gloria Brotto l'unica delegata trevigiana della seconda mozione al Congresso Nazionale di Rimini, dove non ci sarà nessun cossuttiano della nostra provincia. 4 invece i rappresentanti della mozione Occhetto, Varnier, De Bianchi, Costantini e Della Valle. I numeri comunque, con quasi il 66% alla maggioranza, erano noti sin dalla vigilia. Meno prevedibili invece le divergenze che hanno raggiunto il loro apice quando alla fine i lavori sono stati chiusi dal segretario Varnier senza ammettere la discussione di 2 ordini del giorno che proponevano iniziative di sostegno all'obiezione di coscienza. C'è stata una polemica, credo che potrà avere anche qualche strascico. Stasera c'è una riunione per discutere di questo. A mio giudizio l'ordine del giorno era improponibile per regolamento. Non si possono porre delle questioni, soprattutto quando assumono anche il carattere di una possibile divisione, che vanno al di fuori di quelli che sono i temi congressuali. Ben diversa la valutazione della minoranza del nascituro PDS. Il giudizio dei sostenitori della mozione Bassolino rispetto alla mancata discussione finale esprime amarezza e preoccupazione per la democrazia nel partito. Si trattava di ordini del giorno che chiedevano che il partito scendesse al di là delle dichiarazioni di principio direttamente in campo con iniziative concrete a favore dell'obiezione di coscienza e a favore di quanti intendono opporsi a questa inutile guerra. Ed erano ordini del giorno che avrebbero potuto aggregare, ed avevano aggregato già al momento della firma, compagni delle mozioni 1, della mozione 2 e della mozione 3. Perciò è stato, ritengo, un atto arrogante, un atto autoritario dei massimi dirigenti della mozione 1 impedirne la discussione e il voto, anche in contrasto con la decisione della Commissione Politiche.
Eccoci qua, stavamo già commentando perché ovviamente quando si parla del Partito Comunista che poi diventa PDS poi si notano. Allora chi vuole cominciare? Cominciamo con Andrea. Allora. No, riflettevo che le divisioni interne sono state sempre una nota costante del partito, per carità. Su questi temi poi etici e di diritti ieri si sono divise le opposizioni in Parlamento sulla maternità surrogata, quindi ancora diciamo il centro-sinistra di oggi o tiene insieme sensibilità troppo diverse, perché su questi temi c'è stata un ex ministro addirittura che ha votato a favore della mozione a maggioranza, però ieri come allora poi registro che appunto molti di quelli che sono stati intervistati o che vedevo nella sala non hanno proseguito l'attività politica al netto dell'anagrafe del tempo intercorso. Senti, ma qui c'è stato il PC che poi diventa PDS, poi diventa Ulivo e poi diventa Partito Democratico. Sì, l'Ulivo è stata diciamo la stagione, l'asinello Prodiano, che poi aveva portato questa ventata nell'incontro con gli eredi dei DS e del PDS, e c'è stata una bella stagione anche a Treviso. Poi però diciamo la vecchia guardia del partito è stata eliminata per favorire un ricambio che poi si è interrotto a metà, e questo ricambio faticoso prosegue, però diciamo che per il centro-sinistra oggi il barometro politico non segna certo bel tempo in provincia, perché non solo per la perdita di Treviso ma anche in città dove c'erano grosse tradizioni di centro-sinistra si ha l'opposizione, i numeri adesso sono veramente rosicati. Ecco, Paolo, ma secondo te la fusione a freddo, perché poi quando c'è la svolta una parte della democrazia cristiana, quella che guarda più a sinistra, confluisce, cerca di confluire, cerca di fondersi insomma con gli ex comunisti, però mi sembra che la cosa non funzioni. Cosa dici? Mi pare che non abbia funzionato, fin dall'inizio, mi pare che anche all'interno dello stesso PD ci sia stata una divisione e ci sia tuttora una divisione assolutamente netta anche nella nostra provincia. Insomma, guardiamo proprio la storia recentissima delle ultime elezioni, dal PD trevigiano sono usciti personaggi come penso il vice sindaco Grigoletto, che erano nati nell'ambito cattolico e che non si sono più riusciti a amalgamare, no? E quindi allora adesso vi porto diciamo quello che abbiamo visto in questo filmato, che sinceramente era molto interessante anche per vedere come si svolgevano allora i congressi e come si svolgono adesso, c'è una differenza abissale, fa pensare che alla fine sono cambiati i tempi, cambiate le forme, cambiati i modi, ma la sostanza è sempre lo stessa, cioè di una sinistra che a Treviso, che come in Italia, non perde occasione per dividersi. Ecco, allora, adesso però vi porto a fare un ragionamento. Torniamo a parlare di Lega, andiamo al 1999, e adesso vi faccio vedere una cosettina con una persona che poi all'interno della Lega, ma anche all'interno della Marca Trevigiana, ma anche all'interno del Veneto, ma anche a livello nazionale comincia a cambiare un po' di cose. Guardatevi un po' l'inserto 19 che poi lo commentiamo. Come se avevamo pulito tutte le segreterie, avevamo girato il personale, che avevamo addirittura cambiato i mobili di certi uffici perché ormai si era incancrenito il sistema anche sui mobili. E ragazzi, credemi veramente con sincerità, i risultati se devono venire avanti e che c'è soprattutto una squadra di persone volenterose che le pensa ad amministrarle. Quindi demose tutti in mano. Un saluto dal deputato e sindaco di San Vendemiano, sì. Il sindaco di San Vendemiano sicuramente si schiera, come tutti i sindaci della Lega provincia di Treviso e del Nord, per l'autodeterminazione e l'indipendenza della Padania e del Veneto. Grazie Guido. Viva la Padania! Amici, anche per noi altri che abbiamo una storia di lotta, una storia di dura lotta per affermare, per portare avanti la nostra ragione contro tutto e tutti,
e voi altri, soprattutto i più vecchi, sapete quanto che abbiamo portato avanti col nostro sacrificio, col vostro sacrificio, con le vostre notti perse, con i vostri sacrifici finanziari, come che abbiamo portato avanti sta lotta. Mi spero in un tempo abbastanza prossimo, e già la quale porta savio. È chiaro che sta cosa qua qualcosa era interrotto. Di strappo, diciamo, della Lega doveva passare attraverso la provincia di Treviso e queste cose io le dico da un anno, non da adesso, e altri invece mettevano avanti l'amicizia, che conta, che è un valore, però io vedevo delle cose, dicevo 2 più 2 fa 4. È che in politica occorre essere chiari, se non c'è la chiarezza allora diventa triste. Io ricordo Salvai Maroni, faccio un esempio, perché venne a congresso, sostenne e difese una posizione da solo contro tutti e si dimise da parlamentare. Dice, io non accetto il giudizio di tutti, mi dimetto anche da parlamentare. Per quel motivo io gli dissi, aspetta 6 mesi, io ammiro e accetto e sono dalla parte di chi, avendo una sua idea, la difende con chiarezza al congresso. La cosa che noi dobbiamo temere, amici miei, è la falsità, è la bugia che uccide il mondo, sapete? È la falsità che uccide il mondo. Ebbene, io fin da allora dissi, oh mamma, come siamo finiti, qui c'è un problema, è che questo movimento nel Veneto è stato tenuto troppo chiuso, diciamo la verità, niente scuole, quadri, politiche, eccetera, la gente non cresce, e se non cresce la gente poi non hai i dirigenti. Poi sono sempre i 4 gatti soliti, guardate com'era ridotta la situazione. Scusate, sono venuto con l'influenza appunto perché sapevo che era importante venire. Vi devo dire, così era organizzato, è incredibile, la Liga. E già un anno fa al Consiglio federale io feci notare che c'era qualcosa di strano, che non andava bene. C'erano i segretari provinciali, uno di questi era quello di Treviso, che erano automaticamente membri del Consiglio nazionale, dell'organo dirigente massimo, e per di più erano consiglieri regionali, e per di più 5 consiglieri regionali erano membri del Consiglio nazionale. Vuol dire che la Lega era tutta spostata verso il gruppo regionale. Se strappi il gruppo regionale strappa tutto, salta per aria tutto. Di più, una Liga piegata troppo verso le istituzioni finisce per essere istituzionalizzata. Allora, qui si potrebbe fare un programma. Sì. Allora, chi comincia? Comincia lui adesso. Paolo. Tu c'eri? No, io c'ero, però la prima cosa che ti viene da pensare è che è un altro partito. Quello è un altro partito, a parte un'altra epoca storica, ma proprio un altro partito di cui forse di adesso è mantenuto neanche tutto il nome, ma una parte, diciamo. Che diceva, c'erano le camicie verdi, c'era gli slogan, Veneto libero, Roma ha capito, cioè l'ha capito bene Roma, infatti mi pare che adesso di quel partito lì con Bossi in quel modo lì non esiste più. Abbiamo visto uno Zaia giovanissimo, abbiamo visto Gentilini accanto a Dussin, abbiamo visto Stefani. Insomma, possiamo dirla una cosa buonista, sono cambiati i tempi, la Lega si è evoluta, diciamo. Poi, diciamo buonista, e non buonista? E non buonista, dobbiamo dire che quel messaggio lì non è mai passato. Non è mai passato, si è infranto e adesso è letteralmente cambiato. Parlavamo all'inizio, mi sarebbe piaciuto che qualcuno avesse parlato lì del ponte sullo Stretto di Messina, quella sala sarebbe esplosa, insomma, giusto? Ecco. Adesso casomai viene applaudito. Ma un'analisi che ho sempre fatto, ma questo riguarda appunto, ricordo la scelta di Gobbo molto incentrata sul Veneto, è che la Lega bene o male conta a Roma da 30 anni ormai, e in questi 30 anni, se andiamo a vedere, non dico i trevigiani ma i veneti che questo partito ha portato nelle stanze vere dei bottoni, io non so se riempiamo 2 mani. Io ho fatto
Una volta un conto dei trevigiani, siamo a meno delle dita di una mano, la Lega Treviso che sarebbe il primo feudo leghista al nord. Allora, una spiegazione sicuramente a prescindere dai nomi delle classi dirigenti, dagli esponenti. Certamente una cosa che ha pesato è aver lasciato il campo libero ai Lombardi da parte dei Veneti, anche quando i Veneti prendevano il doppio dei voti dei Lombardi, e su questo credo che nessun leghista alto, medio, basso livello del partito possa smentire. Questo è stato un limite che adesso sta mostrando tutti i suoi limiti per il Veneto e per la provincia di Treviso, che è ancora, e le urne lo dimostrano, forse l'enclave vera. Non a caso l'unico capoluogo con sindaco leghista del Veneto oggi è Treviso con Mario Conte, e questa cosa qui certamente a livello interno ha pesato. I lombardi hanno dominato la scena anche a Roma, le grandi poltrone, le partecipate, gli enti importanti, le aziende di Stato, cioè, ragazzi, lì c'è un potere che non è mai passato. È un Veneto che a mio avviso, rispetto ai nomi che si facevano prima, ha perso peso vero e reale, ripeto, là dove il potere conta e si esercita e viene esercitato. E quindi Paolo, dopo ci fermiamo per la pubblicità, qual è la riflessione per tutti noi dopo aver visto questo e aver visto prima la Prima Repubblica? La riflessione, per collegarmi a quello che diceva Andrea, il potere del Veneto si è ridimensionato, perché a un certo punto si è deciso che Roma era il nemico e bisognava concentrarsi su Venezia, e ci siamo concentrati solo su Venezia, perdendo peso dove però le decisioni vengono prese. Questo mi pare che sia inevitabile, l'analisi finale. Allora ci fermiamo qua per un attimo per la pubblicità, poi riprendiamo, perché intanto abbiamo da raccontare una cosa per cui Paolo ha scritto addirittura dei libri, e poi abbiamo un po' di personaggi della nostra città, così giusto per finire in frizzantezza, come si dice, no? Pausa e poi l'ultimo blocco insieme. Per quanto riguarda l'aeroporto, io dico quello che ho già detto all'inizio della mia nomina a sindaco. L'aeroporto c'è e resta. Tutte le città vogliono l'aeroporto, io che ce l'ho lo potrei buttare a mare. Sarà fatta la nuova aerostazione, perché l'aerostazione attuale è da terzo mondo. Saranno potenziate sia la sicurezza sia la rumorosità, ma non vedo assolutamente la necessità di piantare radichi trevigiani. I radichi trevigiani li piantiamo in altre parti. L'aeroporto serve come l'aria che si respira per il progresso della città di Treviso. Cittadini trevigiani, questa è la volontà del sindaco. Senta, signor sindaco, ormai c'è un conto alla rovescia in vista delle elezioni, mancano 2 mesi. Qual è il clima politico che si respira anche in vista, insomma, in virtù degli ultimi avvenimenti qui in città, Treviso? Ma io trovo tutta la gente che mi dice: signor sindaco, i voti nostri sono per lei. Io chiedo ai cittadini di esaminare cosa ha fatto il sindaco, cosa sta facendo e cosa farà. Gli altri sono soltanto una cozzaglia di partiti ai quali interessa solamente la carighetta, la seggiolina, e non interessa la città di Treviso. Io in 4 anni sono stato 4 anni sempre seduto sulla sedia, di giorno e di notte. Non ho fatto neanche un'ora di ferie. Così si fa il sindaco, non con le chiacchiere come stanno portando avanti quella cozzaglia, dico ancora, di partiti. Ecco, signor sindaco, mi scusi, ma in merito invece in particolare a quello che sta avvenendo all'interno della Lega? Comunque io le decisioni le prendo a bocce ferme, quando certe ventate si sono placate. In quel momento prenderò le mie decisioni. Comunque io sono un sindaco che amministra, ma sono anche un veneto. E quindi vedremo gli sviluppi, ma la vittoria si fa stando uniti, non frazionandosi. E questo io spero che sia l'auspicio mio, anche per tutti i leghisti. Stiamo uniti, che batteremo le sinistre rosse, rosse e rosse.
E allora Paolo, questa è roba tua? No, niente, cioè... Ti dico solo che questo è 1998. 1998. Aeroporto? Aeroporto, sì. Intanto diciamo prima con Andrea che alla fin fine negli ultimi 25 anni le uniche svolte fatte da questa città sono arrivate quando c'era Gentilini sindaco. L'aeroporto parlava di una aerostazione da terzo mondo ed è arrivata la nuova aerostazione, il PUT, piaccia, non piaccia, polemiche, risoluzioni, vediamolo come vogliamo, però è stata una svolta, l'unica vera svolta presa da un amministratore locale. Insomma, poi il messaggio ai leghisti che è più che... Il messaggio ai leghisti, parliamo del 98, sembra detto ieri, è esattamente, si può tranquillamente portare a questi livelli. E poi lui è stato uno che ha dato l'esempio di un sindaco, lì ha fatto un errore però, come è sempre stato seduto sulla sedia, invece... No, ma lui intendeva dire tutto il giorno seduto sulla sedia in ufficio. Facciamo parlare alla Pravda, facciamo parlare alla Pravda, lo sapete, no? Lui era della tribuna che lui chiamava la Pravda. Una volta forse era il periodo in cui collaboravo con la tribuna, tra altre cose, che scrissi un articolo siglato PC che era un po' critico nei confronti di Gentilini. Il giorno dopo andai a Casugana come ogni giorno e sentii proprio urlare dal primo piano: chi sei sto PC, Partito Comunista? Ecco, invece era Paolo, esatto, io ero sotto e aspettavo, adesso arriva, infatti è arrivata la grandinata. Pravda. Io non ricordo. Allora, facciamolo vedere ancora. La storia dice che Gentilini inconsapevolmente, credo, però è stata l'incarnazione perfetta dello spirito della legge che ha rivoluzionato le elezioni comunali in Italia. Cioè il sindaco eletto dalla gente, e questo è stato dai cittadini direttamente. Quando guardavamo prima le trattative politiche, le correnti, non se ne vedeva mai fuori, e soprattutto è stato il sindaco che per il suo carattere, la sua indole, lui ha detto una grandissima falsità, chiedo scusa a Gentilini, ma certamente se c'è uno che non è stato seduto negli uffici è stato lui che girava, no, certamente lui ha girato. Io ho un ricordo di un cantiere vicino alla stazione un 14 agosto alle 3 con 45 gradi, lui col vestito di lino e il cappello che controllava i manovali ed erano degli albanesi. Uno si è girato verso di me e mi ha fatto capire che gli stava lì sul collo 45 gradi, era lì a guardare cantieri. Senti, il mito dopo lo hanno chiamato, io mi ricordo lui si arrabbiò moltissimo perché la battuta di un noto imprenditore, allora presidente di Confindustria, fu che lui era un grandissimo capocantiere, che aveva degli elementi di verità, perché certamente Gentilini non l'ha riconosciuto lui stesso, la politica la fanno gli altri, lui ha fatto l'amministrazione, ha rifiutato tutte le poltrone che gli sono state offerte da Venezia a Roma, sicuramente, questo gli va dato atto, lì nessuno dopo di lui può fare il sindaco rintanato in ufficio come prima, certamente. Ecco, ma allora qui il ragionamento che volevo portarvi è lui leghista che però decide di fare l'amministratore. Non è che la Lega faccia una confusione tra la politica e l'amministrazione, cioè se faccio l'amministratore allora sto nel territorio, guardo casa mia, se invece faccio politica devo avere una visione che guarda a Roma. Non è questo forse l'errore che sta facendo anche adesso la Lega? Chi vuole rispondere? Ma diciamo allora che Gentilini è stato il primo sindaco che ha fatto solo l'amministratore. Ha fatto solo esclusivamente l'amministratore, perché diciamocelo, lui avrà avuto anche sicuramente la tessera leghista in tasca, ma è stato veramente un leghista un po' non molto conforme, no, alla linea. Ed è stato quello che poi ha dato un esempio che poi hanno seguito tutti. Dopo Gentilini nessun sindaco a Treviso, in provincia di Treviso, ha più potuto permettersi di stare, come diceva Andrea, in ufficio a studiare, deve essere presente in piazza. E non solo in piazza. E non guardava molto alla politica. Evidentemente, però, dico, la forza della Lega è stata quella di avere sindaci che hanno copiato l'esempio di Gentilini come, diciamo, modus operandi, e hanno guardato meno alla politica. La politica dovevano guardare i dirigenti di partito che alle volte hanno azzeccato tutte le scelte, a volte hanno fatto errori palesi.
Ecco, allora adesso intanto con il nostro Alessandro Granzieri in regia facciamo vedere l'RVM è il 25, ci sono delle immagini perché qui è l'anno, sono gli anni anche dell'immigrazione. E allora vediamo queste immagini, di solito ne facciamo vedere l'ex Cardassian, qui invece facciamo vedere l'ex Trevenlat, ecco vi vedo già sorridere, e qui abbiamo lo sgombero dell'ex Trevenlat, guardate questi qui sono gli immigrati e questi sono i primi a essere sgomberati, adesso facciamo vedere anche come sgomberavano. Raccontiamoci un po' questo periodo, che rispetto adesso, cioè voglio dire l'immigrazione c'è ancora, però sono completamente cambiati luoghi, metodi e soprattutto storia, cioè nel senso che adesso noi abbiamo veramente bisogno di un'immigrazione rispetto a questa che arrivava e che dormiva su luoghi fatiscenti. Sì, Ti può parlare? Dai, facciamo parlare il vecchio, dai via. Ma in realtà c'erano bisogni già allora, perché la Lega è stata bravissima a cavalcare la Lega di lotta, qui a fare opposizione all'arrivo degli immigrati, poi quando era il governo di centrodestra, il governo di centrodestra firmava i flussi che autorizzavano gli arrivi per le manodopera delle nostre, per la manodopera delle nostre, esatto sì, la manodopera delle nostre aziende già negli anni 90. Adesso non sarebbe più possibile. No, diciamo che la posizione che ultimamente hanno assunto Zaia e Mario Conte in particolare, che certamente spacca il partito, perché quando la linea del partito era non un uomo, non un soldo, non un metro quadro, non un volontario, non un dipendente per gli immigrati, ed è stata la linea fino agli anni prima della pandemia del partito ufficiale, certamente quello che oggi dico è cambiato tutto. C'è questo inverno demografico che colpisce il Veneto, adesso senti parlare addirittura di imprenditori che addirittura sono arrivati a parlare non più di persone ma addirittura di competenze, cioè già li vedono in un percorso di inserimento in linea con le esigenze dei comparti produttivi, ma qui è in ballo il futuro del Nord-Est, che incredibilmente sul lavoro è esploso e sul lavoro sta implodendo dopo 35-40 anni. Paolo, guardando queste immagini cosa ti viene in mente? Che per fortuna sono tempi passati e per fortuna è cambiata la sensibilità e anche la cultura per accogliere queste persone. Adesso, per carità, i problemi ne abbiamo tanti, i problemi della gestione dei flussi, però quelle scene lì fortunatamente sono sparite dalla nostra provincia, dalla nostra società. La Lega si trovò in quegli anni a governare questo fenomeno e forse in quegli anni lì non era attrezzata per farlo, però come diceva Andrea lo ha ben cavalcato dal punto di vista politico, costruendo anche la sua fortuna. E bisogna anche dire che in quegli anni così difficili anche uno come Gentilini con le sue scelte, le sue sparate, i suoi atteggiamenti, però ha contribuito a sottolineare un problema che poi alla fine la classe politica ha dovuto affrontare e risolvere. E allora proprio per questo, Alessandro, torniamo in studio perché lanciamo un servizio proprio su Gentilini che parla di questa immigrazione. L'inserto è il 26, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo. Fuochi incrociati tra Gentilini e la Chiesa trevigiana. L'omelia del parroco del Duomo, Don Lino Regazzo, contro la decisione del sindaco di mettere delle barriere sui parapetti dei ponti di Via Roma per impedire che gli immigrati vi si siedano, non ferma Gentilini, che anzi alza il tiro. Mi sembra un anatema ai tempi comunisti. Io lo dico, è un anatema, come si può dire, clerical comunista. Però dico a Don Lino, ascolta Don Lino, il Papa sta chiedendo perdono per tutti i delitti dell'Inquisizione. Che tu non debba chiedere un domani perdono anche al sindaco di Treviso per quello che dici. Il sindaco coglie l'occasione anche per rivolgere al parroco un invito a provocazione. E se poi ami tanto gli extracomunitari, quelli fuori regola, quelli che spacciano droga, perché non dai qualche aula della tua parrocchia in modo che possano dormire, mangiare e essere vezzeggiati da te e da tutti i tuoi amici? La Chiesa di Treviso riporta l'attenzione sull'importanza dell'accoglienza e dell'ospitalità agli ultimi, dovere fondamentale di ogni cristiano. Tocca al direttore della Caritas, Don Giuseppe Pettenuzzo, esprimere la voce della comunità cristiana schierandosi al fianco di Don Lino Regazzo, che si trova in questi giorni fuori città. Penso che dovrebbe avere presenti i veri problemi a cui dare una risposta. Penso al problema della casa, penso al problema di una mensa per
tutti coloro che pur lavorando non hanno una casa, penso al solito sportello per l'immigrazione che ancora attende, penso anche a quelle docce che da tempo sono lì perché non ci sono i soldi sufficienti per aprirle. E allora, torniamo qua. Gentilini? Gentilini contro la Chiesa trevigiana, è stato un bel duello che è andato avanti per tanti anni. Però tu dicevi che lui attraverso appunto questo metodo, questo modo di far sbattere la realtà in faccia a chiunque ha smosso poi l'idea politica. Sicuramente l'ha smossa, io non dico che sia stato il metodo migliore, però è stato sicuramente un metodo efficace. Perché dopo quei problemi sono stati affrontati. Per carità, ne stiamo ancora parlando, perché in queste settimane si sta ancora discutendo tra accoglienza diffusa, grandi centri, trovare una soluzione. Però diciamo che adesso, anche forti di quell'esperienza, di quegli anni lì, abbiamo delle basi da cui partire, un'esperienza che ci può aiutare quantomeno ad evitare quelle scene lì. Per carità, magari abbiamo ancora qualche esempio di casi di difficoltà, ci viene in mente i ragazzi che ogni tanto dormono al parcheggio a piani, però sono casi isolati che comunque adesso vengono gestiti. Lì parlavamo di gente che durante il giorno lavorava nelle aziende, nelle industrie trevigiane e la notte dormiva in mezzo dove capitava, perché non c'era nessun tipo di accoglienza. Ecco, fortunatamente quella cosa lì è passata, insomma. È rimasta l'ex-Treven? Io volevo sempre nelle stesse condizioni. No, il paradosso vero di quegli anni 90 è che la Lega poi fu abilissima a presentare la provincia di Treviso senza ghetti, senza situazioni esplosive tipo quelle che hanno le grandi città e le metropoli, San Salvario a Torino, altre situazioni, perché la Chiesa aveva fatto tutto con il volontariato, aveva fatto tutto il lavoro sotterraneo. Io ricordo Don Giuliano Vallotto, il lavoro, le canoniche vuote, riattate ad appartamenti, l'ospitalità, l'accoglienza diffusa sotterranea negli appartamenti liberi, negli spazi lasciati dalle associazioni cattoliche che magari non avevano più bisogno. Cioè lì ci fu un enorme lavoro di accoglienza dei territori strisciante. Il policentrismo della Marca aiutò a non creare ghetti, nel senso che la percentuale di immigrati di Treviso era la stessa di quella dei paesi dei 3.000, 5.000, 10.000 abitanti, per cui c'era sostanzialmente una sorta di accoglienza diffusa già in essere fisiologicamente. Le imprese diffuse sul territorio a loro volta attiravano manodopera in maniera abbastanza capillare e spalmata, per cui loro usarono questa cosa quando poi i rapporti delle istituzioni nazionali definivano Treviso un modello proprio per l'assenza di contraccolpi sociali e l'inserimento produttivo e di tante famiglie. Poi ci furono gli scontri con le moschee, ci fu certamente sul piano culturale. Però adesso scusate se vi porto alla realtà, ma allora abbiamo sbagliato tutto con la Serena? No, insomma, ha sbagliato tutto. Diciamo che l'immigrazione è diversa, tu dici? No, sì, l'immigrazione è diversa e in quegli anni in cui è stata aperta la Serena si è rivelata la soluzione per risolvere un problema che stava diventando molto caldo. Non si poteva già riapplicare l'accoglienza Però diffusa? certo che diciamo che a distanza di 10 anni la Lega è arrivata sulle posizioni di chi all'epoca diceva serve l'accoglienza diffusa. Ci hanno messo un po' di anni insomma per arrivarci. Diciamo si è perso tempo. Si è perso tempo. Ma in questa provincia si perde spesso tempo, a Treviso poi in particolare. Bene, si perde tempo. Allora adesso invece vi porto su un altro tema che può essere politico ma è anche di costume, di società. Se vi dico Dolly De Luca? Allora, vediamoci questo inserto che è del 1997, l'inserto il 23, ed è il Movimento Italiano Transessuali, ve lo ricordate? Vediamolo insieme. Destra, quando pensa a una ragazza che sta al lato della strada a noi, ma quale adescamento ragazze? È il cliente che adesca a noi. È inutile che loro dicono noi adescamo il cliente.
il lato della strada sapete benissimo che c'è di tutto, il passante, c'è la coppietta, e c'è tante cose, cioè da vedere. Non si può dire che una prostituta intraccia il traffico, ma quale intraccia il traffico? Se siamo là, giusto, in modi decenti lo siamo tante volte, ragazza, è inutile che io la prima dico di no, in modi decenti lo siamo, io per prima, però ragazzi, ecco, cerchiamo di attenuare questo fenomeno, perché il fenomeno, ma non noi di solo italiane, di tutte, comprese straniere, non italiane, ecco, la gente ha tutti i diritti anche di reclamare, come se noi avessimo una casa, verrebbe degli estranei, verrebbe a buttare dentro il nostro giardino profilattici, eccetera, eccetera. Beh, questo noi italiani siamo già sensibilizzati su questo problema, e alcuni anche di Viados, altre colleghe straniere, perché il movimento si è mosso in più lati, cioè distribuendo sacchetti, è andato a parlare direttamente con queste persone. Lanciamo un appello di collaborazione dove si decide su di noi e su di noi. Questi razzisti ipocriti che di sera vanno in cerca della prostituta perché si deve sfogare, che tratta la prostituta come una merce, come un qualcosa di possesso, che cercano l'illusione di essere ancora maschi non lo sono, perché se sono venuti con me quando ero omosessuale, adesso sono transessuale, eccetera, maschio tanto non è, che si mettono bene in testa. Per me non è un maschio, per me è un oggetto da spillare soldi, anche se ho rispetto verso il cliente che mi paga. Beh, qui si potrebbe fare una puntata solo con Dolly De Luca, solo con il discorso delle prostitute, i transessuali, la visione anche adesso della fluidità sessuale che a quel tempo c'era e non c'era, giusto? Chi vuole intervenire? Qui è campo libero. Sì, insomma, diciamo che è stata... in quegli anni Dolly De Luca ha aperto una strada verso un riconoscimento anche dei diritti, verso anche un cambio della visione, no, che si aveva nei confronti di queste persone che all'epoca hanno lottato e molto per affermare un diritto a esserci, che adesso insomma continuano a lottare, ma che se adesso hanno la forza per farlo è anche per quelle battaglie che hanno fatto in quegli anni le Dolly De Luca di turno, che furono ghettizzate, messe da parte, insultate, e chi più ne ha più ne metta, insomma. Andrea, ci furono le però qui eravamo avanti, io voglio dire, non ho visto in giro per il mondo, girando, proprio movimenti organizzati, strutturati, cioè... No, ci fu anche la battaglia delle prostitute in quegli anni con altre leader trevigiane e friulane tra Conegliano e Pordenone. Appunto la Pontebana, strada del Sesso. E ci furono le crociate dei sindaci, ci fu anche chi propose più volte qui la riapertura delle case chiuse, lo stesso Gentilini provò a rilanciare 2 o 3 volte il tema. Quindi qui è stato sempre oggi ovviamente i tempi sono cambiati, internet ha cambiato tutto, e quindi adesso certo sono tornate, ma rispetto al fenomeno di quegli anni non c'è neanche... Lungo il Terraglio praticamente nessuno, forse qualcuna, ma forse così un po' di Amarcord. Se si passa tardi sì, ma certamente rispetto ai fenomeni di quegli anni ci furono addirittura censimenti, monitoraggio, poi partì un'attività sociale del volontariato a Mestre con la Caritas, col recupero contro lo sfruttamento delle gang, delle organizzazioni, le case protette, cioè c'è stato anche su questo fronte, ma devo dire che ecco una cosa di questa terra, appunto, quando si dice non ci facciamo mancare niente, devo dire che ci sono tanti problemi, ma il volontariato e l'impegno delle persone sui vari fronti non è mai mancato. Però rivedere queste immagini? Vedere queste immagini è un viaggio nel tempo molto bello, molto interessante. Allora, l'ultimo inserto, perché non so se avete visto, il nostro Alessandro ci ha fatto capire che il tempo sta finendo, però l'ultimo inserto è un piccolo scoop, mettiamola così. Nel 1998
l'allora presidente della provincia Luca Zaia convolava a giuste nozze e lo convolava il 27 luglio del 98. Quindi noi registriamo nel 2023, sono 25 anni di matrimonio. Allora ci vediamo quel giorno, perché è una delle, secondo me, esclusive di Antena 3, perché non c'è nessun'altra telecamera, almeno qualche foto ci sarà. L'inserto è il 29, guardatelo perché è veramente una nostra esclusiva. Ma lei chi è? Beh, mi conoscono, il presidente della provincia di Treviso. Ma che cosa fa qua alla chiesa di Lovadina oggi? Devo sposarmi. Ma lei è parente dello sposo o della sposa? Molto di più, sono amico dello sposo, che è qualcosa di più di un parente. Invitato come amico o come vicepresidente della provincia? Come amico soprattutto, e questo è l'importante. No. Guarda, ancora da dentro, aspetta. Adesso ci devi fare una confidenza, se sei più emozionato oggi o eri più emozionato il giorno della tua elezione? Beh, decisamente oggi. Questa scelta del venerdì per sposarsi, da che cosa dipende? Cioè, ci sono altri impegni importanti sabato e la domenica per un presidente? No, il venerdì è una nuova tendenza che stiamo tentando di lanciare, così anche le chiese avranno anche modo di celebrare i matrimoni il venerdì. Senti, abbiamo visto... Ovviamente una battuta. Sei sempre serio anche quando ti sposi. Vai, per forza. Senti, ma Mazzonetto? Non so. Cosa mi domandi, Mazzonetto? Passa un po' il braccio. Come mica. Raffaele, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Luca, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, tutto bene, facciamo un applauso. Una cosa soltanto, c'è una cosa scherzosa, devi prenderla così com'è. Quello che tu hai sposato un leghista, si dicono delle cose sui leghisti, secondo te ha più la testa dura o più qualche cos'altro? È vero, questa qua è soltanto... L'importante è che ci sia un grande cervello e un cuore altrettanto grande, punto. Ma se avesse celebrato lei questo matrimonio, che cosa avrebbe augurato a questi sposi? Che cosa gli avrebbe chiesto? Di essere felici e di rimanere sempre leghisti. Complimenti per aver ripescato questo vero reperto. Che dire? Io direi che voglio dire, è giusto il coronamento della 30ª puntata, perché assolutamente. Rivedere un presidente della provincia che poi è diventato presidente di regione, che poi è diventato ministro, poi è tornato presidente di regione, che è adesso in mano il Veneto, e allora la domanda che vi faccio è: dove andrà? Bella domanda. Lo rimandiamo alla prossima puntata? Così ci pensiamo un po'. Sì, anche perché abbiamo sforato. Allora, grazie ad Andrea Passerini, grazie a Paolo Calia, grazie a tutti voi per l'attenzione. 30ª puntata della nostra storia, quindi della seconda edizione della nostra storia, e come sempre noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto agli spettatori.